Buonasera, buonasera, benvenuti a questo finale d'estate. Intanto sale sul palco con me anche quella che sarà la giuria di questa serata. Io direi di staccare un grande applauso perché questa sera non abbiamo il brutto tempo, siamo stati bravissimi, i numeri uno. Tu Mira with Talents invece una cosa stratosferica, meravigliosa. Tu Mira with Talents, questa sera avremo qui di nuovo 8 artisti che si esibiranno su questo palcoscenico. Sono gli 8 artisti che hanno tra virgolette vinto la classifica della prima edizione che abbiamo vissuto assieme agli inizi di agosto. Questo applauso è per tutta la Proloco, per tutti i volontari che hanno lavorato, lavorano dietro le quinte per questa grande serata e per tutte quelle che abbiamo vissuto assieme. Che cosa succederà? Estrazione, nuovo ordine di apparizione sul palcoscenico, quindi ci sarà un ordine diverso da quello che è la classifica e i primi 3 della classifica finale si riesibiranno sul palcoscenico, avranno a disposizione ciascuno solo un minuto e in quel minuto là si giocheranno il tutto per tutto. La giuria è tutta pronta ad ascoltarti, la piazza ti fa un grande applauso. Di nuovo su questo palco Piero che ci interpreta un brano, un passo della Divina Commedia che è il canto 26 dell'inferno. Il canto 26 dell'inferno. Piero a Two Talents with Mira. Tra l'Iradron trovai 5 cotali, tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da piccio al tempo, di quel che è prato non caltri d'agogna. E se già fosse non saria per tempo, così fossei da che pur esser de, che più mi graverà con più mattempo. Allora, nella prima edizione ci hai fatto ascoltare Mina, c'è ancora Mina anche questa sera? Sì, certo. E la canzone è? Rose su rose. Rose su rose. Roberta è al comando della classifica con 45 punti più 5 di bonus. L'applauso tutti insieme. Continuerà fino a quando vorrai. Rose su rose. Eccole, Marti e Letti. Siete pronte? Oh, qui c'è da risalire la classifica, eh? Siete pronte? Come è passata l'estate? Bene, dai. Molto bene, sì. Molto bene, era inevitabile. Cosa ci presentate? Qualche novità rispetto al numero della prima esibizione? Sì, facciamo salsa noi due. Complimenti. Deve aver digerito almeno il primo yogurt, ragazzi, perché straordinario, meraviglioso, il nostro presidente questa sera mi stupisce. Cristina, sei venuta in bicicletta anche questa sera? Passavi per caso di qua anche questa sera? Sono venuta in macchina. In macchina è preparatissima questa sera. Allora, la volta scorsa ci hai fatto sentire un brano, un'altra cantante, simbolo della musica, della storia della musica italiana che è Mia Martini, indimenticata, straordinaria interprete ed altra voce davvero impegnativa. La volta scorsa ci hai fatto ascoltare una bellissima canzone. Stasera e non finisce mica il cielo. Un senso della voglia di te. Se avrò una faccia. Sentiamo un po' questa Mira. Questa sera sono tutti belli carichi. Grazie. Mi ricompongo un minuto. Ecco, sì. So che allora, tu sei a capo anche di una compagnia che non fa solo questo, fa tante altre cose. Raccontiamo intanto che con la mia socia Emanuela Vianello e la ragazza che avete visto poco fa insieme a me, collaboriamo insieme da moltissimi anni. fai parlare la Marianna, vabbè, allora tanto le presentiamo tutte. Marianna, Sabrina,
Emanuela. Fendi. Eccole qua, bellissimo, un applauso. Allora, Marianna, siamo qua. Tanto la passione per questa antica danza che poi qua nell'Occidente sta avendo sempre maggiore successo, da dove nasce e dove la praticate? Allora, la pratichiamo in una scuola di danza, proprio di danze orientali a Mestre. L'applauso è tutto per loro, meravigliose Evelyn e Levita. Eccole qua, fategli un altro applauso, se lo meritano tutto. Allora, chi è Evelyn e chi è Evita? Amelin, a me hanno scritto Evelyn, Amelin, hanno scritto il nome sbagliato. Fate un applauso al presentatore che ha sbagliato il nome. Allora intanto io mi accuccio così. Mi dite quanti anni avete? 7 e 10. Alla prima serata ci hai fatto ascoltare una bellissima canzone di Noemi e Fiorella Mannoia, giusto? L'amore si odia, grandissimo brano, anche qui due voci della musica italiana, la prima altrettanto storica come quella di Mia Martini e di Mina, quella di Fiorella Mannoia e quella un po' più giovane di Noemi. Questa sera che cosa ci proponi? Alleluia di Alexandra Bruck. Lo so che ci tenevi a comunicare che è un pelino la voce bassa, è un pelino di mal di gola, poco Giulia, però non tanto da andare a inficiare questa grande esibizione di Elena con Alleluia. Dai la scossa, libera. Tu che pensavi lo stress. Thomas! Corri qui sul palco con quegli attrezzi luminosi straordinari. Mi altressemo e Lady di Riviera, e Lady di Riviera, ecco qua. Mi altressemo e Lady di Riviera. Sì, volevo solo ringraziare ancora e fare un annuncio per chi non ha niente da fare. Io e Lella chiudiamo questa nostra estate di date. Saremo all'associazione Portico di Dolo domenica 13 settembre verso le ore 16. È uno spettacolo che durerà tutto il giorno con tanti giochi, quindi vedrete tutto di noi, insomma. Se siete liberi, non avete niente da fare, è uno spettacolo che, se non sbaglio, devono raccogliere dei fondi anche per il tornado che è successo. E quindi ci andremo, a Cazzago. ci andremo. Se avete voglia, grazie. 13 settembre, Portico a Dolo. Al terzo posto Martina e Letizia. Che meraviglia! Terze! Si fa così, sono stati morosi però devo farlo. Adesso è una notizia, dillo forte. Siamo entrambe single. Perfetto. Quello che è sul podio è la medaglia d'argento. Secondo posto, molto combattuto. Secondo posto va a Piero. Bravissimo Piero con la Divina Commedia, un grande risultato. E andiamo con la prima posizione. Attention please. Primo posto va a Elena. Elena che si aggiudica il Talent Show 2015 di Mira, prima edizione. L'applauso. Complimenti a tutti. Brava, bravissima. E adesso ci farai conoscere tutta la classifica.
Bravo, brava, brava. L'assegno da 300.000 euro. Quanto è scritto? Ah, 300 euro, Presidente, avevo letto 300.000, avevo detto, ma avevo saputo di contributi del comune, però immagino. Non c'è. Sì. Andiamo. Poi abbiamo al quarto posto Roberta. Roberta al quarto posto. Pubblico, l'applauso. Bello. Pari merito, sempre al quarto posto, Thomas. Thomas al quarto posto pari merito con 40 punti, ricordiamolo entrambi. Al quinto posto Lella al quinto posto con la musica, con il ballo, con la danza del ventre. Al sesto posto abbiamo Katy Milano. Katy con lo spettacolo del fuoco e tutto il suo staff. Il vicepresidente ne approfitta. Ha aspettato tutta la sera lì, l'ho visto. E al settimo posto Cristina. Che non c'è. Vabbè. E poi abbiamo all'ottavo posto, perché era uscito di classifica dall'altra volta, Bruno. Allora, come tutti gli show musicali che si rispettano, prima di tutto i saluti di rito. Il comune di Mira rappresentato oggi da Michele Pierannas, consigliere comunale, dalla Proloco rappresentata dai due vicepresidenti, eccoli qua, Franceschin e Corò, e da tutto il gruppo, da Michele Stellon che modestamente è stato qui con voi a presentare questa meravigliosa serata. Bravissimo, grazie a tutti, signore e signori, buonanotte a tutti, è stata una serata magnifica, grazie.